Bella raga, ciao a tutti, dal Comandone Veneziano inizia la corsa eliminazione femminile e maschile di Parigi 2024 e vediamo cosa riusciamo a combinare. Ora abbiamo la Gran Bretagna c'è, l'Olanda c'è e la Francia c'è, mi sembra, sì, o USA, non capisco, sì, Francia c'è comunque a posto, quindi possiamo andare bonus per ovviamente Francia, Gran Bretagna e Olanda. Aspetta che sono molto imbottigliato. Non mi piace questa cosa. No, Fioi, subito no, Oh! Oh, Fioi. Non ci... Ma che cazzo? Fioi? Un cume vergognoso. Ti prego, no, fuori su... Ma stiamo scherzando? Al primo turno fuori. No! Non sono fuori cazzo! Non sono fuori cazzo, non stancarti. All'ultimo secondo mi sono salvato. Mamma mia! Mamma mia, da panico. It's the panic. The panic. Ma non sono in forma, ragazzi, Non sono minimamente in forma. Ho ancora l'esterno, ma sono... No, vado fuori subito. Mi salvo ancora per il rotto della cuffia, ma... Che disastro, che disastro, che disastro, che disastro. Francese fuori. E godo. Sono molto stanco. Sono molto stanco. Purtroppo. Sono partito male, sono in difficoltà. Ok. Perché devo recuperare tanto, devo recuperare, quello è il vero problema. Recupera però come... Mamma mia che situa, ragazzi. Che situa, che situa. Situazione un po' tragica per il Kuma. Servono medaglie. Stiamo entrando nella fase finale decisiva di questa Olimpiade. Ok, sono riuscito a stare tranquillo, questo è importantissimo. Ho sprecato un po' meno. Per rischio proprio con Sonny, l'altro italiano, se ne va. In questa corsa a eliminazione. Abbiamo visto anche nell'Omnium. Stiamo rientrando, Beppe, stiamo rientrando. Devo stare sempre in una buona posizione. Perché sto perdendo tante energie. Boh. Ci siamo abbastanza tranquillamente. Boom. Attenzione, rientriamo. Per piacere, rientriamo, grazie. Mancano tanti giri ancora, ragazzi. È dura, è dura. La gara eliminazione è dura. Attenzione, qua stiamo rischiando. Qua si rischia, qua si rischia, qua si rischia. Rientriamo.
Sono tanto stanco, tanta energia sto sprecando. Ok. Siamo rimasti top 10. Però ho perso sicuramente più energia rispetto ai miei avversari. È importante tenere la posizione. Ok. Parabolica. Ok. Molto good. Siamo a metà gara. Metà gara per il Cume. Concentrazione massimale. In questa corsa eliminazione olimpica di Parigi 2024. Siamo in una buona posizione, possiamo anche non sprecare proprio tutto. Molto bene, molto bene. Fuori la Svizzera, ha rischiato molto la Netherlands qua, però sono in due, Francia 1, GBR 1. C'è anche USA, attenzione. Tante nazioni più forti vogliono entrare nella top 10 per giocarsi tutto nel Decathlon doppio e nell'Heptathlon doppio. Che ho pensato però è giusto sia nelle Heptathlon maschile, Heptathlon femminile, Deca maschile, Deca femminile. So che è solo Decathlon maschio, Heptathlon 7 e Heptathlon femmine, lo so. Perché le donne non solo l'Heptathlon, gli uomini non solo il Decathlon. Però voglio fare doppio per avere proprio la giornata finale con 2000 medaglie. Chi vince il Decathlon e l'Heptathlon ovviamente ha il per 2 di ori, ovviamente. Questo dobbiamo farlo. Così poi voglio arrivare con tante nazioni che si giocano la possibilità di vincere il medagliere. Questa è un'Olimpiade Cumendiana, quindi con delle diversità. Tutti hanno più chance. Però non ci sono ovviamente specialità. Questo ci tengo a sottolinearlo. Tanto qua rimaniamo in corsa, molto bene. Attenzione che se ne stanno un po' andando. Io sono molto indietro adesso, perché c'è Pippo Gara, signori. Vai, Pipus. Ok, attenzione, sta rischiando. La Great Britain sta rischiando. La Great... No, che sbaglio che ho fatto. Non ci credo. Stavolta ho paura. Sì, stavolta. Saluto, purtroppo. No, invece no, ancora mi salvo all'ultimo. Ancora mi salvo all'ultimo, ne rimangono 6, ma è incredibile sto Cume. It's incredible, Cume, it's incredible. Però siamo in una brutta zona, brutta all'interno, siamo... Spostati, venezianone. È uscito anche un olandese. Non sono in una posizione strepitosa, ma neanche scandalosa. Attenzione, l'Olanda è fuori. L'Olanda è fuori con tutti e due. È rimasto United States of America. Non bene. Great Britain, France e Poland, mi sembra. E Poland. Chiaramente non deve vincere USA. Meno male che non ha il bonus in ciclismo, però è pericolosa United States of America. Rimaniamo in 5 per 3 medaglie. Siamo veramente forti sul ciclismo. Devo spingere qua, ma non so, sono molto stanco. Sarà dura vincere la medaglia. L'oro la vedo durissima.
Ok, per il momento rimango in corsa. Attenzione, là rischia la Polonia, la Francia, Polonia, Francia rischio, Polonia, Francia rischio, più Francia rischio, Francia fuori, Francia fuori, Francia fuori. E comunque al bronzo per il bonus ovviamente. Quindi Francia ci ciuccia il bronzo. Bronzo per la Francia. E il Cume spinge, vuole la medaglia, la pretende, la esige. E se la porta a casa, quindi al sicuro bronzo ci siamo. Francia. Bronzo. Quante medaglie per la Francia, ragazzi. Ho detto, un gioco in casa ci sta. Attenzione, Stati Uniti, Italia e Polonia. Ti prego, no USA. Perché non può recuperare medaglie in specialità dove sono più forse mie che sue. Ci stiamo giocando l'oro olimpico nella corsa eliminazione femminile. Vediamo chi ne ha di più. Sta rischiando la Polonia, la Polonia è finita, è finita, è finita. Mamma mia, tocca a noi due adesso, ma proprio Italia e Stati Uniti, Polonia, bronzo. Le due regine del medagliere delle Olimpiadi Comendiane se la stanno giocando. Prova adesso il Cume, vediamo chi vediamo chi la porta a casa. Attenzione, prova a chiudere l'americano, No, mamma mia, forse ce la fa lui, non lo so. Non lo so. Mamma mia, ha il photo finish. Ha vinto statunitense, non ci credo. Italia, argento, sfortunatissimi però. Me lo dici di quanto? No, ma vaffanculo. Sono schifato. Per niente, per altro che foto finish photo. Scusate, questa prodezza comediana non potevo non dirla. Corsa eliminazione, sono un po' dispiaciuto sinceramente perché avevo tutto per poterla portare a casa. Abbiamo anche Elia Viviani, purtroppo hanno vinto proprio gli statunitensi. Ora vediamo. Olanda c'è, Francia c'è. Gran Bretagna c'è, perfetto. Stavolta non c'è sono gli Stati Uniti. La corsa eliminazione maschile. Incredibile oro USA, bavosi anche, proprio bella sfida però tra Italia e USA, ma attenzione che comunque c'è Francia, Germania, altre nazioni che possono fare il risultato. Attenzione, come sempre faccio fatica all'inizio. Ok, basta. Boom. Dai fiori, dai, è dura, la corsa eliminazione è durissima. Un argento bello, ma speravo in qualcosa di più. Eliminato il russo. A me non serve proprio sprintare troppo. Dai, va bene così, non dovrei avere problemi, sono messo bene. Buono. Attenzione, fuori il francese.
Quella è francese? Fuori il francese. Relax, come relax. È bellissima la corsa eliminazione. Non sono per una bella posizione, devo tocca sprintare per sicurezza. Ok. Buono, un secondo, dai. Attenzione, fuori il Belgium. Il Belgium, fuori dai giochi. Belgio, fuori dai giochi. Anzi, no, fuori la Great Britain. No, oh! Non ci credo che mi sono perso. Attenzione, vogliono buttarmi fuori, sanno che sono forte. Ah, qua spreco tantissime energie. In questo giorno 13 delle Olimpiadi. No, che brutta. Non ci credo. Fuori, fuori. Cosa butto via? Incredibile. Bruttissima, bruttissima prova col maschile. Purtroppo sono lieto a giocarsi le medaglie, anche se c'è Viviani, speriamo. Ti prego, Elia. Fuori tanti protagonisti. Vediamo se ci aiuta Gana. E se ci aiuta Viviani. Aia, fuori anche Viviani forse. Sì. L'Italy è fuori. Vediamo chi porta a casa l'oro olimpico. Tanta Colombia, ragazzi, eh? Vabbè, va benissimo, no? Anche la Svizzera che si mantiene sempre su grandi livelli. Colombia, Colombia, Svizzera. Non ho parole. Vediamo i metalli. Vediamo chi porta a casa l'oro olimpico. Attenzione alla Svizzera in difficoltà, Svizzera in difficoltà. Vediamo se fa... se rompe le uova nel paniere colombiano. Forse sì, forse sì. 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 Colombia, un bronzo. Sicuro. E sarà Colombia e Svizzera che si giocano la gold medal alla corsa all'eliminazione delle Olimpiadi di Parigi 24. Ok, inizia l'ultimo giro. Che spettacolo, il ciclismo su pista è meraviglioso. Vediamoli, vediamoli, vediamoli. Mamma mia, si scontrano. Vediamo se la Svizzera da sola riesce a fare l'impresa, a battere i due colombiani. Svizzera, Olimpiade bellissima per la Svizzera e ce la fa, la Svizzera ce la fa. Altro oro per la Svizzera. It's incredible. Colombia, argento e bronzo. Buono raga, ci vediamo adesso con le prossime discipline e possiamo già dire che abbiamo ancora ciclismo, credo inseguimento a squadre. Vai ragazzi, ciclismo inseguimento a squadre femminile. Vai. Ok.
Vediamo cosa combiniamo, sono tanti giri. C'è tensione, Beppe, c'è high tension, come si suol dire. Forse stiamo andando troppo veloci? Non lo so, non lo so. In questo momento stiamo dominando, ma stiamo doppiando addirittura. Stiamo doppiando tutti. Forse siamo partiti troppo a bomba, vedremo. Vedremo. One dream, one world, one dream, one cat. Dobbiamo gestire bene tutto. Qua siamo a metà gara. E dura l'inseguimento a squadre. Stiamo girando anche bene. Stiamo triplicando, ce li stiamo doppiando ancora? Sembra troppo bello per essere vero. Questa è una qualificazione, ovviamente. Ancora doppiati? My gosh. Italia fenomenale per il momento, ma è il primo turno. Quasi finito. 16 giri sono lunghi. Sono fiatocchi, ma va bene. Pa, 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 para, pa. True laps, true laps. Manca poco, Beppe. 2 giri alla fine. Final lap. Final lap, 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 final lap. The masterpiece, Kuma, the masterpiece. Dovrebbe andare? Neanche primi, cazzo. Allora, l'Olanda c'è però, Olanda, la Gran Bretagna non c'è sta. E la Francia neanche, però... Quindi l'Olanda è fuori, la Gran Bretagna possiamo metterla con la Nuova Zelanda e la Francia con l'Australia. Vai. Vai, 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 vai. E si parte, ragazzi. Abbiamo un secondo miglior tempo. Olanda molto indietro, Gran Bretagna con la Nuova Zelanda, Francia con l'Australia. Pensavo veramente in un tempo migliore invece. One disaster.
Dai Beppe, dai Beppe, dai Beppe. Non sono mai facili i cambi. Vediamo gli avversari, li vediamo, li vediamo, li vediamo. Mitologica l'Italia, mitologica, mitologica. Scusate, devo cantare perché sto soffrendo insieme alla mia squadra. Queste Olimpiadi comendiane, che ogni ora adesso è fondamentale. Qua forse ho fatto un cambio lento. Mamma mia. Lei è dura, lei è dura. Mamma mia, mamma mia. Ci stiamo giocando un oro olimpico, signori. No, ho sbagliato. Un cambio troppo veloce sto cambio. Ai ai ai, brutto errore qua. Brutto errore. Non ci voleva. Sono un po' in debito d'ossigeno. Dai Kuma, dai Kuma, dai Kuma. Dai Kuma, dai Kuma. Le dure, le dure. Stiamo doppiando, non so, l'Olanda? Non capisco. Relax. Siamo stanchi però, lo vedo difficile. Dai, che manca poco al final lap. Eccolo, final lap come indiano. Dai. Ed è forse gold medal, signori. Non ci voglio credere, gold medal, signori, gold medal. Medaglia d'oro importantissima. Sulla pista siamo forti, cazzo. Ok. Poi Nuova Zelanda, che abbiamo detto Gran Bretagna, Nuova Zelanda, argento. Che Olimpiadi. Ok. GBR per il bonus. Oro e argento. Australia, bronzo. Con Francia, argento e bronzo. Per il totale sarà dura battere i francesi che sono sempre dappertutto. Ok, bene. Molto bene. Siamo con il record del mondo in qualifica. Record del mondo in qualifica. Con gli uomini voglio prendermi l'oro. L'Olanda ancora fuori, incredibile. Australia GBR secondo perché fa parte della Gran Bretagna. La Francia con... scusatemi, la Francia e l'Australia, quindi la Nuova Zelanda GBR, fuori sia Olanda che GBR. Molto bene. Che record che ho fatto, raga. E adesso andiamo a godere. Qua ci pigliamo tutto quello che è nostro. Vai.
Ho il record del mondo però, eh. Cioè, avere un record del mondo così è afrodisiaco. Prendiamoci il secondo oro, Beppe. Siamo noi i maestri. Vai, 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 vai. Stiamo già doppiando l'Australia. Ah, quindi è già finito perché li ho doppiati? Non ci credo. Eh sì. No, umiliati. Umiliati. Allora, Italia oro, Australia argento, Francia solita sculata, oro e argento, ok, e Spagna bronzo. Perfetto. Andiamo a vedere cosa abbiamo. 400 ostacoli. E qua abbiamo United States of America in Giamaica. Boh. Ok. E ostacoli però teoricamente... aspetta, questa però la devo... ho i 400 a Londra. Fammi ragionare. Datemi un secondo, ragazzi. Ok, abbiamo 400 ostacoli, che noi ovviamente giochiamo sui 400 normali. Giamaica, USA. Allora, vediamo un attimo. Vediamo come... intanto vediamo la guida che non mi ricordo più. One cazzo. Ok, va bene. Solito. Ok. Va bene, solito. Va bene. Ok, ora vediamo. Ora mettiamo... cosa abbiamo? Devo cercare di capire. Spagna, mettiamo USA. Norvegia, Giamaica. E Polonia, Francia. Quindi Polonia, Francia, Norvegia, Giamaica, Spagna. USA. Ah, me lo diceva, affanculo. Ok, Francia con la Polonia. Abbiamo capito, dai. Vai. Partenza non tra le migliori. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo un po' qua. Ah, mamma mia, le dura, 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 le dura. I 400 sono duri, ragazzi. I 400 ostacoli sono duri. Anche se ci sono gli ostacoli, sono duri. Ah, attenzione, sta tornando USA. USA Norvegia sta tornando. No, 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 no. Ce la stiamo giocando, ce la stiamo giocando, ce la stiamo giocando. USA c'ha il bonus qua, ma non vince l'oro. USA non lo vince, non lo vince. Quarto. Porca miseria. Allora, vediamo, analizziamo. L'Australia si becca l'oro, signori. Seconda la Danimarca, che non era nei bonus. Terza Norvegia. E la Norvegia era con USA. USA si becca argento e bronzo. Quarti noi, basta.
Adesso cambio le carte in tavola perché secondo me qua cambia sempre la disposizione. Allora, 400 uomini. Vai. Però USA non ha preso medaglie. It's incredible. Qua è sempre uguale. Mettiamo Australia, USA, Norvegia, Giamaica e Polonia, Francia. Vai. Vai. Go, Kume, go, go, go. Kume, go, go. Primo settore bene. Primo settore bene. Adesso dopo il curvone dobbiamo dare tutto. Non ci credo, la Polonia, Francia. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, c'è il podio. Aiuto. Però l'Australia si becca l'oro e se lo becca. E si becca il doppio oro USA. Polonia per pochissimo, cazzo. Speravo nella Francia, quindi Polonia argento. Francia oro e argento. E noi bronzo, vabbè. Ok. E la Giamaica però si prende un bronzino. Ecco, da dire che del decathlon e nell'heptathlon non ci sono neanche queste cose, nel senso, là proprio vince la nazione. Se gli Stati Uniti arriva seconda non ha il bonus e va prima e seconda, quindi è solo secondo posto. Questo per dare il perfetto quadro dei bonus di fine decathlon e heptathlon. Comunque bene, dai, perfetto. Adesso abbiamo il judo, e qua è judo 73 uomini, 81 uomini. Va bene, judo. Le dura il judo, le dura. Non riusciamo. Bene, tanti mi hanno chiesto di fare su Tokyo, ma Tokyo è troppo semplice, preferisco giocarmela qua. Ok, qua mettiamo allora la Francia, Norvegia e Nuova Zelanda, Giappone. Nuova Zelanda, Giappone. Vai. Vediamo. Siamo partiti anche bene. Ma perché? Ma scusa, ma se vuoi vantaggio io? Ma guarda, io veramente non lo capisco. Cioè, ho il vantaggio io e vince lui. Vabbè. Niente. Dai, proviamoci. Niente. Vabbè. Mi ha chiuso lui. Va bene, va bene. Hai ragione. Che due maroni. Male male, perché non capisco. ce l'ho io, cos'è?
cazzo, hai fatto qualcosa che... Oh, là? Molto bene, però in vantaggio lui. Dai, stiamo imparando, stiamo imparando. Bravo. Ma però forse non so capire. Lui, è lui. Bravo. Oh ragazzi, ci sto anche provando, vince lui. Va bene. Ok, allora. Risultati. Giappone si prende 2 ori. Ok. Poi Norvegia, argento. Salita la Francia, Bianca Cueo, Francia. Oro e argento. Polonia, bronzo. E basta. Riproviamo. La Francia probabilmente nel totale vince. Ma d'altronde squadra di casa ha parecchi bonus, quindi ci sta. Non di tanto secondo me, ma vincono loro. Vedremo, vedremo. Era sempre Nuova Zelanda e Giappone, la Francia stavolta però la mettiamo con la Polonia. Vai, bisogna sempre cambiare. Bella! No. Oh sì. Sì. Cazzo, sono in vantaggio. Sono in vantaggio. Che bello. Perché sto capendo. Dai. No. 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 Ma perché non me lo... Ma... No, ma guarda che roba. Ma vaffanculo. Niente da fare. Ok. Allora, Nuova Zelanda. C'è Giappone, altri 2 ori. Nuova Zelanda, oro. Norvegia, argento. Polonia, bronzo. E Francia si prende bronzo e argento. Francia spettacolare purtroppo. Adesso andiamo su Londra per giavellotto, disco e triplo. Ragazzi, iniziamo con giavellotto maschile e femminile. Si parte col femminile. La Russia al bonus, c'è, Francia c'è. Ok, andiamo. No, primo orrendo, mamma mia. Bruttissimo. Ok. Calma. Regalo troppo, però regalo troppo. Non bene. No. Mamma mia. Malissimo. Fallo, cacchio. Peccato. Mamma mia, qua rischio di non prendere medaglie. Russia, attenzione. Terza.
Representing Italy. Here we go again then in round 5 of the javelin. Questo è buono. Questo è buono. No. Non credo. 80 in realtà, è di poco. Non ci credo, quarti. Ancora un tiro però. C'è ancora un lancio. The athlete from Italy. Last chance saloon, 6th and final attempt. Attenzione. That was a good performance. 81. Impacting on the scoreboard. Quarto posto, quarto posto. Of 88. Russia male però. Sudafrica. Russia. Oro. Sweden with a distance of 85.65 meters. Third, Svezia, Russia with a distance argento. of 85.59 meters. Fourth, Italy with a distance of 85.97 Russia, meters. argento e United bronzo. States of America with a distance Perché of c'ha il bonus, ricordo sempre che Russia ha il bonus. At the medal stand. Quindi qua che devo approfittarne col fatto che la Francia non ha preso medaglie, magari mi pigliavo io qualcosa per recuperare il totale. Anche se il totale non è il mio obiettivo principale, ovviamente. Welcome to the Vai. stadium here. The jewel in the La Francia c'è, vai, calma. This is a terrific venue. Made from some recycled and some of the most sustainable materials. This really is a great Regalo un po', stadium. regalo. Ma ci siamo! These athletes are all ready to go on the first step. E qua è già da oro, fioi. 84.6. Secondi. Next, the athlete from Italy. This is the second round. Ciao. Questo è oro, signori. Questo è It's a Gold Medal, quasi record del mondo, fioi. It's been a good performance. Salutiamo il resto del mondo. At the end of that round, Mi son pigliato l'oro. first place. Ah, ma sto tirando come un fenomeno. But I think he's quite happy with that performance. Italy with a The distance conclusion Ok, la Russia malissimo. in a good position. Irlanda, Cina, Francia sta prendendo una medaglietta, maledetti. Italy. Starts the run now. Questo è orrendo. Ciao, 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 ciao. Ciao. But didn't quite get the technique right there. Vai, vai, vai. Look at the scoreboard after that round and it makes good reading. First place. Questo è buono. Regalo un po' troppo però qua forse. Great from this one. Could be No. more. Siamo molto vicini al record del mondo. Performance. Attenzione Francia, fuori dal podio, godo. Noi vabbè. The athlete Per noi è from oro. Italy. Well, here we go then on the runway. We'll look to launch this one. Stiamo andando alla grande, Beppe. Angolo perfetto. Non è record del mondo di pochissimo. The fans like that. E insomma. No, il secondo lancio è il migliore. Comunque è gold medal. Just won that event. 4.4. Well, quite right. Italia, oro. That. Well, that's only China sport. with a distance Cina, of argento. 7.74 meters. Third, Ireland. Irlanda, bronzo. 87.02 meters. Ok. Adesso abbiamo disco. Maschile e femminile, che qua Russia c'ha il bonus. La, 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 la. Well, the trick here is for these athletes to show that they have the speed of Ok, la Russia qua non c'era, mettiamo explosion in the throat. la Russia con la Polonia Crucial. e la Francia con la Romania. Anzi, con la Norvegia, dai, Francia, Norvegia, Polonia, Russia. Non mi ricordo più. Ok. Ok. Ah, ok.
Vai. is one of the oldest events to feature in the Olympic Games. It was there at the very first Olympiad in Greece in 1896. Benissimo. Angolo alto. Lovely technique as he releases that one. It's heading towards 60. Niente di emozionante. Started well here. Ok. Let's take a check of the leaderboard at the end of the The first athlete round. from Italy. Second attempt. Male. Mamma mia, sto tirando malissimo. Great technique across the circle, but it all went wrong at the end. Crowd really starting to enjoy this. It's a great spectacle at the London 2012 Olympics. Niente, non riesco a sfondare. For Italy. That's the round over. Romania, Grecia, Norvegia, che la Norvegia e la Francia, solito i bavosi, Polonia, Next up, che anche la Russia, male. It's all going to come down to this, the delivery. Angolo giusto. I think he'll be quite happy with that. Buono. So a fourth position Quarti on the però. scoreboard for this athlete after that round. A respectable position, but I'm sure the athlete's wanting better than that. Questo se faccio l'angolo giusto è oro. No, peccato. Peccato. Technique, a good throw as well. Fourth place for Italy. next. The athlete from Needs Italy. good technique to spin round in that circle before exploding Dai. into life. And Dai un po' di fortuna. releasing into the London air. No, niente da fare. Releasing that Non va. distance and now releasing. Well, not the best throw the Purtroppo medaglia di legno. That was all right. That was okay. Vara la Francia, incredibile. Greece finishing with a bronze medal. Romania oro. With a distance of 67.46. Norvegia bronzo. Third, Greece. Argento, scusate. Of 66.2 Grecia bronzo. meters. Fourth, Italy with a distance of 62. Francia si becca oro e argento, incredibile. Fifth, United States of America with a distance of 62.97 meters. Let's see. Va tutto bene alla Francia che... Oh, adesso... Campo, disco maschile. Ok. No, no, no. More now from the discus circle. Ok, adesso facciamo Russia c'è e la Francia con la Slovacchia. Vediamo se hanno culo anche là. Gonna come down to which athletes prepared the best for these games. No, malissimo. Mamma mia. Well, this competitor is finding it difficult. They are better than that and needs to improve on this performance. Niente, il disco non è proprio la mia specialità. Alto. Well, that's okay from Italy. It's okay. The results on the scoreboard. Oh, abbiamo la Russia al comando adesso. Some way behind the leaders. Buono, dai, 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 dai. Well, not bad. Buono. At the end of that round, Siamo secondi vicinissimi alla Russia. and that's the midway point in this competition. The athlete One of from the key Italy. things to the technique of throwing a discus is to impart as much spin on it as possible. Non bene. The greater the spin, the greater the gyroscopic stability. Male. But that was an average performance. Male, male, male. Position to be in second place for this athlete on the scoreboard. That looks very promising. Calma. Bellissimo, ti prego. Giù. No! Questo è oro, questo è oro. Great angle of delivery, and this Non lo so. over 60 meters. No, di poco no. He'll be happy with that. Of 65.8. È dura, è dura, è dura, è dura. The Are in athlete second from place. Italy. Well, having gone through the mental process, this athlete is now ready to throw. Basso, niente da fare.
That's over 50 meters, is it? Però un buon argento. No gold medal on this occasion, but still quite. E la Russia si becca il doppio oro That was a good di performance. specialità. Second, Italia argento, of 65. Giamaica bronzo. meters. Third, Jamaica with a distance of 65.7. Let's round things Ok, adesso abbiamo il triplo, dove c'è Stati Uniti con triplo femminile e maschile, Stati Uniti che hanno il bonus, attenzione. La 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 la. conditions are Vai. absolutely primed for some long L'America c'è, jumping here. la Francia col Portogallo, ora sono curioso. Gonna be inspired by this crowd. Vabbè, qua solito. Sarà duretta, triplo. Non sono mai stato un fenomeno. Four different gold medal winners in the triple jump. USA, GB, Sweden and Portugal. Mamma mia, che disastro. Mamma mia, che schifo. Mamma, è inguardabile. That jump won't count for anything on this occasion. Inguardabile. Red flag means it's a Yankee foul. from This is Italy. another attempt in the triple jump. Già meglio. Well, that Italy was a with a struggle distance through of Mamma all mia. three phases. What Faccio abbastanza cagare. get momentum to flow, I'm afraid. Questo è buono. Non riesco a mettere l'angolatura. Well, that Italy didn't with a go to distance plan, of and he knows it. 14.6. Attenzione, USA. Competitor Here representing we go in the Italy. latest round of the triple jump. Non sono capace, però non mi viene. Oh dear. Italy with a Well, distance that just of wasn't good enough. 15.0. La vedo dura. Sixth place for Italy after the latest round. Meglio, ma non basta. Action through the three phases. 15.9. Here's another check at the scoreboard. Ultimo, Stati Uniti si beccano addirittura il doppio oro qua. Can he follow it up with good technique? Non è finita il medagliere. Male, male, male. Well, nowhere near the levels I think he was hoping to hit in that round. USA, Danimarca, Sudafrica e l'USA ne becca due. In second and taking silver, Denmark. South Africa miss out on silver. Danimarca. With a third place finish. 17.87. Third, South Africa. Sudafrica, bronzo. 17.77. Let's have a look. Ok. Chiudiamo la giornata con salto triplo maschile. Vai. USA c'è, Francia col Canada per correttezza. Figuriamo una roba, l'angolo devo capire. Così. Non ce la faccio. Vai. Ci provo. Games always has Next a up, habit of competitor making representing superstars. Italy. There's no reason why this athlete can't be the story of this games. Vai. Dai che sto capendo. Not a great round, I'm afraid to say. The first round a tough one. Ok. Canada quarto. Seguiamo la Francia per i totali. Definitely up for this event. Round two. Niente. Well, that's going to be Never a red fall. flag. He overstepped on that effort. Here we go. Attempt number three then.
Ma perché sbaglio così? I'm afraid to say there'll be a red flag, and that's frustrating. Era bello anche questo. Well, this athlete's capable of an awful 17. an average performance on this occasion. Attenzione, la Norvegia, gli Stati Uniti probabilmente non hanno il doppio oro, speriamo. Fifth attempt now. Ah, peccato. Whichever way you want to look at it, this athlete can Ultima chance. Ti prego, Norvegia. Well, this is the final attempt for this athlete. Malissimo, malissimo. Malissimo. He knows he could have done better. Male. Here's the replay of that. Ok, meno male. Norvegia oro. Of the results in this event, Norway finish in first and take USA oro argento. from this athlete, but not enough to take gold on the day. Team USA will settle Slovacchia, and in terza. Slovakia, who have bronze. Fourth, Canada with a distance of 17.6. E Francia per il bonus, terza. Fifth, Italy with a distance of 17.26. Raga, ci becchiamo per il medagliere. With a distance of 16. Andiamo a vedere le medagliere, ragazzi. Solo 2 ori dividono Italia e USA. E la Francia comunque in rimonta. È a 109 totali contro le 100 nostre. USA 93. A Tokyo, se non erro, che chiaramente con, capite, medaglie diverse perché non c'erano ancora questi bonus, ha vinto USA comunque totale 118-93. Ok, buono. Qua insomma, guarda che bello sto medagliere, che tantissime lottano, è fantastico. E poi Germania 30 che ferma da un po' con gli ori, Cina 29 in recupero, Gran Bretagna, Russia, Giappone e via via tutte le altre. Da notare sempre l'Olanda, adesso la top 10 è questa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fino all'Olanda è top 10. E penso rimarrà così, salvo miracoli della New Zealand. Calendario per il giorno 14, dato qua complementiamo, il tutto completiamo. No. Ok. Abbiamo giorno 14 il lungo, peso, la lungo, America, gli Stati Uniti c'ha il bonus. Peso, Russia c'ha il bonus. 400 e 200 USA c'ha il bonus. Sollevamento pesi, scusate un attimo, sollevamento pesi è sicuramente la Cina. Pesi, ce n'è qualcun altro? Non mi ricordo. La Germania? No. Pesi solo la Cina, ok. Poi 200 misti nuoto, ancora USA e Australia, velocità ciclismo, Olanda e Gran Bretagna. Quindi ragazzi, USA nel giorno 14 ha tantissimi bonus, so cazzi, sinceramente so cazzi. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!